A Burgio, in provincia di Agrigento, rinnovato l'appuntamento con la Sagra dei Virgineggi, una delle tappe del circuito delle vie del cibo della lunga vita. Ascoltiamo il sindaco Enzo Galifi. Apriamo l'estate burgitana nel migliore dei modi con la sesta edizione della Sagra dei Virginelli. Questa tradizione che è stata ripresa e valorizzata da gente devota alla Madonna delle Catene quando faceva un voto che poi si realizzava per sciogliere le catene di questo voto e organizzava queste Virginelli, cioè questa minestra di legumi che veniva distribuito originariamente ai bambini, da questo poi prendeva il nome di Virginelli. Abbiamo organizzato questa sagra riprendendo un evento che riuniva i quartieri, le persone. Non era quindi solo l'arte del mangiare, ma era anche il bello dello stare insieme, dei preparativi. Abbiamo cercato di creare comunità da questo evento e questo oggi sfocia nelle vie del cibo di lunga vita, insieme quindi alla SMAP, all'Università di Palermo, all'assessorato agricoltura. Abbiamo dato via insieme ad altri comuni a questa via del cibo di lunga vita, appunto perché questo cibo che ha queste caratteristiche veramente genuine, salutari, che permettono questa longevità. Burgio vanta un centenario e molti sono prossimi ormai a questo bellissimo traguardo, quindi anche Burgio rispetta queste tradizioni insieme a tanti comuni dei Monti Sicani e cerchiamo sempre più di mantenere vivo questo cibo bucolico che riprende le tradizioni degli agricoltori della nostra terra, chiaramente tutto favorito dal clima, dalla vicinanza al mare, alla montagna, al bosco, e tutto questo permette che i legumi, le verdure di questi piccoli comuni dei Monti Sicani abbiano queste caratteristiche da conferire a chi ne fa uso alla longevità.